Il turismo bellunese riparte da Cortina. Lo assicurano gli operatori della Conca che, dati alla mano, registrano un incremento di presenza rispetto allo scorso anno, più 26% a maggio, più 13% a giugno. Soddisfatto per i primi parziali risultati, il primo cittadino della Regina delle Dolomiti. La stagione possiamo dire che ha tenuto bene rispetto anche all'anno scorso che era stato un anno record, e credo che questo sia un qualcosa che dà fiducia, soprattutto dà fiducia a sentire tanti operatori del posto entusiasti e comunque pieni di carica anche per il futuro. Cortina tira ancora e non teme la crisi e soprattutto i famigerati controlli di finanza o agenzia delle entrate. Noi non temiamo i controlli, anzi siamo un territorio ipercontrollato da sempre, purché questi avvengano in maniera senza onde mediatiche come abbiamo visto a dicembre, ma soprattutto non temiamo la crisi perché ci stiamo rinnovando, ci stiamo adattando a un turismo che evidentemente cambia. Ma sui numeri che arrivano dalla Conca si apre una discussione che pare semplicemente tecnica, ma molto più profonda. Per Federalberghi non è infatti più sufficiente contare solo i posti letti venduti. Il turista che dorme non equivale al turista che spende sul territorio. Un alberghetto di poche camere posto su un passo non può che dire che la stagione sia andata bene. Perché? Perché ovviamente se c'è bel tempo ci sono motociclisti e i motociclisti corrono per le strade quando è sera devono trovare un ristoro, un alloggio, ma questo non significa che il comparto sia andato bene e che l'economia e che l'andamento stagionale per tutti sia stato florido. Ma nessuna polemica con Cortina, anzi. Tutta la provincia si aspetta che Cortina possa rivolare alto o continuare a volare alto. I numeri sono però sempre da prendere con le pinze e la sensazione è che la crisi sia ancora lontana da passare. Quanti posti letto sono stati venduti? Sicuramente meno degli anni passati, le vacanze si sono accorciate, c'è stato un grande turnover di clientela, sono calati i trattamenti tradizionali della pensione completa o della mezza pensione. Quindi bilanci e redditività a sgonfie vele, questo è il dato di fatto.